Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Anno nuovo, progetti nuovi, idee nuove qui a Veneto Agricoltura, ma anche non del tutto nuove, poi vedremo per quale motivo, però cose molto interessanti. Con il dottor Lorenzo Furlan, collega di Veneto Agricoltura, ci siamo già occupati più volte di quanto sia importante lo studio della ricerca, della riduzione della chimica in agricoltura. Gli interessati possono andare a vedere le puntate precedenti dove abbiamo avuto ospite appunto il dottor Furlan. Quest'oggi ritorniamo sull'argomento, è un argomento molto importante, quindi la riduzione della chimica in agricoltura, ma in qualcosa di piuttosto specifico, e cioè abbiamo un prato stabile che viene rotto perché si entra in produzione con mais o con altre colture, e come fare per ridurre l'uso dei prodotti chimici? L'idea, dicevo, è nuova, ma neanche tanto. La scoperta dell'acqua calda. Allora, innanzitutto riduzione della chimica, ma mantenendo o migliorando i risultati tecnici degli agricoltori e migliorando il loro reddito netto. Questo è il principio che noi stiamo seguendo per fare delle ricerche per la difesa integrale. Ridurre sì la chimica, ma conservare anche il reddito degli agricoltori. Assolutamente no, anzi migliorandolo, riducendo i costi di produzione, riducendo il numero o la quantità dei trattamenti. Chiaro. Qual è stata l'idea che ci ha stimolato in questo caso? La problematica della rottura di prati stabili, oppure la problematica di seminare mais o altre culture suscettibili dopo un prato nella rotazione. Questi sono casi a rischio perché i prati in generale aumentano le popolazioni degli insetti del terreno e particolarmente degli elatteridi. Come seminare il mais... Elatteridi, spieghiamo un pochettino. Allora, i ferretti, i bissi che magna il seme o le piantine piccole di mais nelle prime fasi, o anche molte altre culture, anche la lattuga o tante altre culture. Sono dei piccoli insetti di lunghezza 15-20 mm quando sono sviluppate, che possono fare dei fori nel seme o nella piantina che emerge o appena emersa, e che può portare anche a morte la piantina stessa. Quindi a grandi danni. Anche a grandi danni, normalmente non sono estesi questi danni, ma localmente possono essere severi e costringere alla risemina della cultura suscettibile. Sono delle larvette di colore giallino, per questo vengono chiamati normalmente ferretti. Certo. Solitamente si interviene per... Sì, allora la prassi più normale, non sapendo bene cosa c'è sotto il terreno, perché non è facile sapere cosa c'è sotto il terreno, si tende a fare dei trattamenti chimici. Certo. E quindi ci si pone, che poi però possono portare sia a problemi di impatto ambientale, sia a problemi di salute se si viene a contatto di prodotti durante o successivamente, ma anche possono portare a problemi di interferenza con i cicli virtuosi del terreno, perché la fertilità del terreno dipende dai cicli di tutti gli organismi che vivono nel terreno, e io utilizzando certe molecole posso interferire negativamente con questi cicli. Quindi è mio interesse, sia per ridurre i costi di produzione, sia per mantenere il più elevata possibile la fertilità del terreno, ridurre questo tipo di trattamenti. Come faccio? Come faccio? Abbiamo osservato con osservazioni su molti anni, una ventina d'anni di osservazioni, che quando avevamo dei casi di rottura di un prato subito prima della semina del mais, non avevamo problemi. Abbiamo detto, ma perché succede questo? Mentre avevamo numerosi casi di danno con prati arati o comunque rotti nell'autunno precedente. Ci siamo posti il problema del perché. L'ipotesi di lavoro è stata perché seminando subito dopo la rottura del prato, io ho ancora il cotico lì, bello attivo, questo attira le larve, ha una massa 100 volte superiore a 80.000 semi che io distribuisco per ettaro in un appezzamento, e quindi è molto più attrattivo per le larve, e le larve continuano a mangiare là e non vanno a danneggiare la mia cultura. Come dimostrare questo? Abbiamo individuato in diversi anni di sperimentazione degli appezzamenti con popolazioni omogenee di elatteridi, e abbiamo queste zone, le abbiamo arato in autunno e arato in primavera, ripetute molte volte
queste zone omogenee, siamo andati a vedere il danno sul mais successivo non trattato. E abbiamo visto che nella tesi aratura primaverile, subito prima della semina del mais, il danno era assolutamente trascurabile, mentre siamo andati ovviamente in zone dove le arteridi c'erano, il danno delle tesi prato rotto in autunno, il danno era abbastanza consistente. Questo in molti esperimenti senza eccezioni alcune, cioè è stato veramente consistente questa osservazione. E quindi qual è il consiglio dal punto di vista pratico? Mi domanderà Renzo. No, prima adesso te lo chiedo, però prima volevo ricordare che i risultati di questa ricerca, Lorenzo non lo ha detto, ma è una cosa molto importante, sono stati pubblicati recentemente in una rivista di agronomia internazionale, European Journal of Agronomy, sì. Quindi un risultato molto importante. Ma prima di proseguire volevo anche chiederti un passaggio. Un agricoltore che vuole mettere in pratica quello che tu stai dicendo, come deve fare? Semplicemente ha il problema di dover rompere un prato stabile, sì, o un prato in rotazione. Ha due opzioni fondamentali. Allora, quella di seminare subito dopo aver rotto il prato nella primavera stessa, sì, senza fare trattamenti. Seconda opzione, non semina mai sulla coltura suscettibile l'anno della rottura del prato. Nell'anno successivo piazza le trappole per capire il livello delle popolazioni delle larve. E anche di questo ci siamo occupati in una precedente puntata di Radio Veneto Agricoltura. Chi è interessato la va a vedere. E dentro il nostro sito, soprattutto nelle puntate del bollettino, ci sono tutte, sì, le istruzioni per farlo. Perché ricordiamo che Veneto Agricoltura pubblica regolarmente la newsletter Colture Erbacee, bollettino Colture Erbacee, dove tutte queste cose vengono spiegate. Sono descritte nel dettaglio pratico, con le soglie, con tutto quello, sì, che serve per capire cosa fare successivamente. Sì. Se le popolazioni si sono già ridotte dopo un anno, può procedere senza trattamenti, oppure potrebbe dilazionare di un altro anno la semina della coltura suscettibile, oppure fare degli interventi che possono anche essere alternativi a quelli chimici. Sempre nel bollettino si possono trovare tutte queste soluzioni. L'altra opzione è quella che abbiamo detto prima, seminare subito dopo aver rotto il prato. Ascolta Lorenzo, ma tutte queste cose che stai dicendo diventano a questo punto, mi pare, davvero molto importanti per le aziende biologiche? Assolutamente sì, l'articolo che abbiamo preparato è stato ben accettato da una rivista di primo livello internazionale, proprio perché pur essendo una cosa sempre lì, nessuno l'aveva vista precedentemente, e può spiegare retrospettivamente quello che è successo e può dare una soluzione a bassissimo costo e a nessun impatto per la difesa integrata del futuro. Allora, le aziende biologiche hanno rotazioni che spesso possono comportare un maggior rischio di danno delle arteridi. In un buon numero di queste non c'è nessun problema. Perché non c'è nessun problema? Da una parte può essere spiegato dal fatto che c'è una elevata biodiversità e quindi tendenzialmente una maggiore stabilità, ma questo in certi casi non può bastare a spiegare. Il fatto è che, senza saperlo, queste aziende applicavano la strategia agronomica che abbiamo indicato prima. Aravano o comunque rompevano il prato subito prima di seminare la coltura suscettibile, e quindi hanno in questo modo risolto il problema. Non ne erano forse completamente consce, ma hanno risolto il problema in questo modo qui. Ma questo vale anche per le aziende convenzionali. La stessa, molte avevano nei terreni più leggeri, più facili, perché non sempre è facile preparare il terreno subito prima di seminare. In un terreno molto pesante questo non è così facile. Mentre in un'azienda con terreni più leggeri, il fatto di arare subito prima di seminare era prassi più comune, e quindi senza saperlo risolvevano il problema in questo modo qua. Tuttavia anche in un'azienda con terreni più pesanti si può trovare il compromesso, invece di arare rompere il prato con altre lavorazioni, ottenendo lo stesso risultato. Dipende da come va l'annata, se piove molto o se non piove molto, e chiaramente la soluzione va adattata alle condizioni specifiche dell'azienda e alla stagione, nelle condizioni effettive in cui si manifesta.
Lorenzo, noi abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione, però ci impegniamo per una prossima puntata e magari possiamo già anticipare due cose, no? Andremo a parlare del target della difesa integrata, vero? Sì, di cosa si tratta? Stiamo predisponendo un articolo sempre su una rivista internazionale che poi tradurremo ovviamente anche in italiano, su la definizione dei target della difesa integrata, cioè qual è effettivamente per ciascuna accoppiata cultura, avversità, il target che può essere raggiunto applicando la difesa integrata. Nel caso, torniamo al caso precedente, mais e latteridi, sì. Qual è la percentuale di appezzamenti che effettivamente corre un rischio? Il 5%, il 3%, il 2%, che vuol dire che il target della difesa integrata sarà non trattare più del 2-3% degli appezzamenti, lasciando non trattati il 97-98% dei trattamenti. Come raggiungere questo? Ci sono descritti dei protocolli per poter individuare questo 2-3%, quindi evitando di fare trattamenti dove non servono, migliorando il reddito dell'agricoltore e consentire gli stessi risultati tecnici all'agricoltore, anzi garantendoli con un minore sforzo. Tutto questo in un momento in cui sempre più si parla di ambiente, di rispetto per l'ambiente e quindi anche l'agricoltura deve fare la sua parte. Ma il rispetto dell'ambiente è un interesse primario dell'agricoltore, quindi certo. Le due cose non sono dissociate, sono strettamente collegate e quindi non vi sono dubbi che quando queste tecniche sono ben spiegate all'agricoltore possano venire effettivamente applicate nel modo opportuno. Benissimo, ricordiamo il bollettino Colture Erbacee dove tutte queste cose sono descritte nel dettaglio e con un taglio pratico. Contattate Veneto Agricoltura e arrivederci alla prossima puntata. Grazie, arrivederci.